più gioia ci dà. Al campo e nella radura a noi tutto sorriderà, a noi tutto sorriderà. E dia la la di, dia la la di, dia la 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 di, dia la la di, dia la la di, dia la 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 di. La strada è lunga e fedele, oh guida bisogna partire, oh guida bisogna partire. La man e la man tutte insieme, così sarà bello salire, così sarà bello salire. Dia la la di, dia la la di, dia la la di. Dia la la di, dia la la di, dia la la di. Al termine della giornata un canto i cuori unirà, un canto i cuori unirà. Oh bella avventura vissuta, chi mai più scordarti potrà, chi mai più scordarti potrà. E dia la la di, dia la la di, dia la la di. E dia la la di, dia la la di, dia la la di. Mercoledì 3 agosto, fin dall'alba, gli scout e le guide da Viterbo si sono incamminati con vari mezzi alla volta di Roma, dove il Santo Padre Giovanni Paolo II li attendeva per una particolare udienza a loro concessa. Carissime guide e scouts d'Europa, sono lieto di accogliervi in questa udienza generale del mercoledì, durante il vostro raduno internazionale a Viterbo. State riflettendo sul tema "In Cristo ogni uomo è mio fratello". In tale contesto avete voluto compiere un pellegrinaggio ai luoghi sacri del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, per consolidare la vostra fede e per riprendere con rinnovato vigore la missione che vi è affidata. In effetti, voi siete chiamati a partecipare con tutto l'ardore della giovinezza alla costruzione dell'Europa dei popoli, affinché ad ogni uomo sia riconosciuta la dignità di figlio amato da Dio e perché sia edificata una società fondata sulla solidarietà e sulla carità fraterna. È pertanto vostro quotidiano compito
testimoniare Cristo risorto tra i vostri coetanei, i quali hanno bisogno di dare un senso vero all'esistenza, prendendo coscienza che grazie all'amore infinito di Cristo Salvatore, davanti a loro si apre un avvenire ricco di speranza. Essere cristiani significa operare instancabilmente come costruttori di pace e di unità nella Chiesa e nel mondo. Per voi in particolare significa lavorare all'interno della grande famiglia degli Scouts, dei quali siete fratelli e sorelle, con la vostra specifica pedagogia, vivendo il comandamento dell'amore, dice Gesù, tutti sapranno che siete miei discepoli. La vostra legge è il vostro ideale. Essa vi chiama a sviluppare i fondamentali valori umani, dell'onestà, della lealtà, dell'amore alla natura e del servizio al prossimo. È nel dare che si riceve, è nell'agire con attenzione verso i fratelli che si raggiunge la vera felicità. La vostra pedagogia vi offre strumenti preziosi per costruire la vostra personalità. Al vostro fianco vi sono capi ed adulti che, guidandovi con fermezza e con delicatezza, con delicata pazienza, desiderano aiutarvi a dare il meglio di voi stessi. Sit nomen Domini benedictum, Aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus, sia lodato Gesù Cristo. Au revoir. Eurojam 94. Una esperienza di vita tra popoli, culture, religioni diverse, guidate e sostenute dall'unica promessa: servire la patria, servire Dio, essere a disposizione dei fratelli, amare la natura e cercare di lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato.